Oh! Me lo sono sistemato perché, capito, ogni tanto si sposta la pochette. Hai perso il microfono, no? No, tutto bene. Ecco, beh, signori, vedete sui vostri teleschermi la faccia di Tony Colombo, che è uno dei personaggi più quotati di questo momento, che giusto? Dicono, io, sai, un po' mi informo, dico, ma ditemi delle cose private di Tony Colombo, e molti mi hanno detto, guarda che Tony Colombo non riesce ad arrivare sui matrimoni perché sono talmente tanti che... No, ci arriviamo sempre, ma arriviamo un po' in ritardo, dico, questa è la verità, nel senso che possiamo al massimo arrivare mezz'ora in ritardo. Quando la sposa è già partita per il viaggio di nozze o la No, prima del viaggio, la accompagniamo sotto la nave. Bene, molto bene. Tu sei il sole o la pioggia? Io sono il sole. Voglio essere il sole perché il sole riscalda e il sole ti fa sentire forte, perciò il sole è, secondo me ha un'immagine molto più bella della pioggia. La pioggia è molto scura, sai, triste, molto negativa, se si può dire. Il sole è molto positivo, sai. Senti, ho una curiosità, perché tu sei siciliano, giusto? Io sono di Palermo, sì. Tu sei di Palermo. Certo. E poi come sei arrivato qua? A 18 anni io ho sempre cantato in napoletano, sin da quando avevo 6 anni. La mia prima volta è stata insieme a Mario Mero, la pensa lui mi battezzò, mi diede 50.000 lire. E da lì il primo disco. 50.000 lire? Mi regalò 50.000 lire. Mario Mero la diede a te 50.000? Sì, mi regalò 50.000 lire. L'hai conservata quella 50.000 lire? No, perché non ce l'avevamo e dovevamo mangiare, capisci? Tony, capito quella 50.000 lire? Quanto era importante. Pensa che io adesso, oggi, mi venderei qualsiasi cosa per avere quella 50.000 lire. Ma provaci. E da lì un disco dopo l'altro. Popolarità alla Sicilia, conquistiamo un po' la Sicilia, al sud Italia, arriviamo in America per la prima volta a 13 anni e poi a 18 anni mi prendo la valigia e dico devo andare a Napoli, perché se io canto in napoletano e devo far successo lo devo fare a Napoli, perché se facessi jazz dovrei andare a New Orleans. Ma allora guarda, per me... Permettimi, ma stai dicendo una cosa bellissima, perché solitamente quelli che vivono a Napoli dopo un po' hanno l'esigenza di andare altrove. E invece no. Invece tu da Palermo avevi l'esigenza di venire a Napoli, perché Napoli è il cuore di... Quando hai capito che ce l'avevi fatta, che eri diventato un po' l'idolo di molte ragazze, di molti ragazzi? Ma diciamo che io mi ritengo oggi un artista abbastanza popolare. Sì. Questo sì. Per me il successo e essere arrivato sono altre cose. Gli artisti che vedo arrivati e vedo pieni di successo sono Bublé, Lisa Stanfield, sono gli artisti pieni di voglio dire, non solo di persone che li seguono, di fan, di persone che ti lavorano a fianco, ma soprattutto pieni di soddisfazione e momenti importanti della loro vita. Io mi sento un cantante popolare. Mi sento un artista, un cantautore, dite quello che volete, ma mi sento assolutamente popolare. Non mi sento un cantautore, che tu le scrivi, no? Le cose che canti. Io le scrivo, me le arrangio, me le canto, musichi, te le fai tutto. Senti, una tua canzone si chiama Sotto le stelle, che è una canzone che mi piace molto. Grazie. Ora, tu immaginati tu sotto le stelle, tra l'altro nel videoclip sei sotto le stelle. In un cielo un po' tridimensionale. Tridimensionale, ecco, e devi immaginare che queste stelle compongano una frase nel cielo. Sì. Questa frase sarebbe: Tony, non ti ho mai tradito, tu sei il mio unico amore, oppure Tony, riparati, sta per piovere? Io penso più Tony, riparati perché sta per piovere, sì, perché è più reale. È più reale. Certo, alla fantasia ci penso io sotto le stelle. Che ne hai tanta. Un bel po'. Sì. Ma tu hai mai pensato di rompere le scatole un po' a quelli che a Napoli ci sono nati, ci hanno vissuto e ci hanno sempre campato e cantato, e a un certo punto da Palermo si sono rivisti arrivare Tony Colombo? E vuoi che ti faccia i nomi dei tuoi colleghi? Puoi anche farli tranquillamente. Non so, penso ad Alessio, per esempio, penso a Rosario Miraggio, penso a Raffaello, penso a Nancy, per esempio. Io penso ad un po' di gente, no? Io penso che ma loro... che diranno di Tony Colombo? Ma chi è venuto a fare? Anche. Ah, lo dicono? Assolutamente sì. Perché tu l'hai sentito. Penso proprio di sì. E che pensi? Quando per esempio Alessio dice ma chi è venuto a fare? Ecco, potremmo pensarlo anche noi quando da 100 anni a oggi da Napoli vengono in Sicilia e si sono fatte le ville e le case di proprietà. Ecco, sei fantastico. Senti un po', ci sono le invasioni inventate e adesso io ti faccio vedere lo spezzone di un film. Tutto l'amore che posso. Poi ti chiedo una cosa, guarda la clip. Adesso voglio vedere che cosa ti inventi su Amsterdam. Amsterdam è l'odore del grano soffiato dai mulini a vento. È un ragazzo coi dread che sorride alla pace. È un bambino biondo che corre dietro a un pallone. È il sapore della cioccolata che si mescola al fumo. È la musica di un amico che ti culla. È la carezza di un tulipano che ti sveglia dolcemente. È scoprire di avere il coraggio di cambiare idea.
film con Vaporidis e Vaporidis dice la protagonista del film dai, inventami qualcosa su Amsterdam. E qui gli autori non aspettavano te che per farti questa roba, per chiederti questa roba qua, mi inventi qualcosa su Napoli nello stile in cui la protagonista e i protagonisti del film parlano di Amsterdam. Quindi cioè, mi devi scrivere quasi una canzone al momento, non lunga 3 minuti. Ma... Se dovessi scrivere qualcosa su Napoli sicuramente parlerei della poesia che c'è nei vicoli di Napoli. Perciò parlando di questo... te lo dico in napoletano ovviamente perché parliamo di Napoli. Ti dico che volessi vedere per sempre panno spasi in tasti vica, volessi vedere l'anima della gente che sorride, volessi vedere stelle e volessi vedere un mare tutte le notti, volessi vedere sta gente che sta meglio, volessi vedere questo volessi vedere. Ecco perché Alessio diceva chi stai che è venuto a fa'. Penso proprio di sì. È così. Senti no, perché poi sui siciliani, sai, c'è una cosa strana, perché è vero che molti napoletani nel passato, ma anche oggi, no? Certo, anche scendono oggi. Giù in Sicilia, sono molto popolari e poi costruiscono ville, case, vabbè, sistemano la famiglia. Però è anche vero che è minore il numero dei siciliani che dalla Sicilia arriva a Napoli, ma quando arrivano gli fanno una roba molto, perché penso a te, ma penso anche a Natale Galletta, per esempio, che voglio dire, credo che in questo momento sia l'unica persona che veramente canti a tutta la popolazione. Assolutamente sì. E dico, ma come mai? Ma sai, noi abbiamo una scuola diversa in Sicilia. Nel cioè senso che scuola avete? In Sicilia se tu non sai cantare, se non sei uno che riesce a trasmettere, a dare 7 note una dietro l'altra, non ti fanno cantare, nel senso che non ti invitano in televisione, non ti passano i video, pure se c'hai i soldi non ti passano niente. Allora devo venire a fare la televisione in Sicilia? Assolutamente sì. Invece a Napoli basta che c'hai, capito, c'hai quei pochi spiccioli per fare un po' di promozione e fare un video e farti i capelli come i miei, che adesso sono di moda, fai il cantante. Ah, però tu ce l'hai un po' più bassi rispetto ad altri. Senti, io faccio una domanda classica, ormai classica per questo format, cioè le donne sono fondamentali e impegnative. Non te la voglio fare, ti voglio chiedere però che cosa hai capito delle donne tu in tutto questo tempo? Ho capito che, a parte il fatto vabbè, crescendo nella vita comunque riesci ad avere 1 milione di esperienze. E ho capito che le donne hanno bisogno di molte attenzioni, hanno bisogno di sentirsi ogni giorno amate, sentirsi, diciamo, confermate ogni giorno, riconfermate ogni giorno. Hanno bisogno delle parole. Perché oggi in questo caos, in questa confusione totale, globale che c'è in questo mondo, raramente riusciamo a fermarci a dire 2 parole. Lo facciamo ormai con le mail, lo facciamo con i messaggi, con i telefoni. Non parliamo più. E tanto è vero che le cose di successo sono proprio quelle là, magari fatte in teatro, perché lì ci sono le parole. Senti, qual è la parte più femminile in te? La parte più femminile in me è la mia sensibilità, è il modo in cui riesco a capire le donne, riesco a scrivere per le donne. Quello che io ho scritto poche canzoni per le donne, penso siano state 4 se non sbaglio, qualcuna per Nancy, l'ultima per un'altra grandissima artista che ritengo veramente una grande artista, è Ida Rendano. E devo dirvi che tutte le volte che le donne ascoltano la canzone per la prima volta non riescono mai a immaginare che l'avessi scritta. Bravo. Un uomo? Assolutamente no, perché riesco in quel momento a essere più donna forse di una donna. Certo, che donna saresti tu, bionda o bruna? Sarei bruna, sarei molto, molto mediterranea. Piatta o... No, con un bel seno. Ah, con un bel seno, bene. Allora, sì, ci sono le invasioni lapsus, per esempio Federica Panicucci che invece di dire avete scovato, dice un'altra cosa. Guarda la clip, guarda. Allora, è bellissima questa storia, anche perché per la prima volta secondo me si vede una Panicucci reale. Sai perché Panicucci vince? Perché Panicucci? Perché è reale.
Perché è reale? No, secondo me in questo momento era reale. E in questo momento è reale, ma io... un po' troppo imbambolata per i miei gusti, però... La vedo molto reale. Togliamo da mezzo la Panicucci, no? Okay. Capita a tutti di dire delle cose, tu ne stai pensando nelle altre, ne vorresti dire delle altre. Allora, immaginiamo che tu voglia dire alla tua donna: maledetta, mi hai rovinato la vita. Quale frase usi? Amore, passami il sale, oppure tesoro, non ti dimenticare le chiavi. Tesoro, non ti dimenticare le chiavi. Perché? Perché io, se dovessi dire a una donna che mi ha tradito, che mi ha rovinato la vita, non direi mai una brutta parola. No. Direi: amore, grazie per quello che mi hai fatto nella mia vita. Sì, un po' paracula Assolutamente cosa. Sì, lo deve essere, perché se certo, il gioco non vale la candela. Poi quella è la prima cosa che capisci quando arrivi a Napoli, qualunque sia la città di partenza. Quando arrivi qui capisci quello. Capisci subito. Se non faccio il paraculo, io non vado da nessuna parte. Allora, è il momento delle facce, quella è la tua telecamera. Ti do un po' di situazioni. Non sono molto bravo con le facce, te lo voglio dire. Vabbè, Tony, ma compensi in altro modo. Cioè, speriamo. Cadi mentre sali sul palco per esibirti. Che faccia fai? Mi sembra... È normale. Allora, mentre stai cantando, cade e muore un piccione sul palco. Questa è bella, vedi? Vedi, uno pensa di non saper fare le cose e poi invece le fa. Ti rigano l'auto. Ci tieni molto all'auto tu? Moltissimo. Costa molto la tua auto? Io ci tengo alle auto, alle scarpe, alle giacche e alle pochette. Beh, alle donne no? Molto. Ok, allora siamo alla parte finale, le domande che tutti si fanno, dagli imbianchini ai professori. Dove vai? Vado dove si realizza il mio sogno, dove si realizzano i miei sogni. Vado lì, in quell'isola, dove riesco a essere me stesso e realizzare tutto quello che sogno. Chi sei? Sono un passeggero del mondo, sono uno che sta camminando una lunghissima strada. Ci ripensi mai? Sempre. Ok. È stato bello. Vuoi parlarmi dei dischi in uscita, dei concerti, delle serate? Fai quello che vuoi. A Napoli sono felice, questo voglio dirti e basta. Non finisce, cari. Assolutamente no. No, continua.